Ciao a tutti, buonasera, buona Pasquetta. Oggi facciamo un piatto veloce e leggero per digerire queste feste. Allora, facciamo gli asparagi mimosa. Per fare gli asparagi mimosa ci vogliono asparagi verdi oppure bianchi, io preferisco i verdi, e uova, un po' di limone, un po' di erba cipollina oppure prezzemolo, quel che volete, pepe, sale, olio e una grattugia. E niente, cominciamo subito. Allora, prendiamo i nostri asparagi. Allora, prendiamo i nostri asparagi e andiamo a togliere la parte dura e la scartiamo, la mettiamo da parte. Prendiamo ancora un po'. Cerchiamo di farli più o meno tutti uguali anche, ma così. Prendiamo così, andiamo a metterli a bollire nell'acqua. Mettiamo dentro, ci mettiamo un po' di sale grosso, ok, e li lasciamo lì a cuocere. Poi prendiamo 3-4 uova, dipende per quante persone fate, e li mettiamo a bollire nell'acqua salata che ho già preparato. Adesso aggiungiamo ancora un pochino di sale. Ok, le uova da quando cominceranno a bollire ci vorrà 10 minuti di tempo perché siano cotte. Allora, io invece le ho già fatte prima, già spelate. Anche gli asparagi li ho già pronti. Ok, allora cominciamo a preparare il nostro piatto. Allora, aspetta, prima togliamo questo. Qui lo facciamo a pezzettini piccoli per fare un po' di guarnizione verde. Ok, basta così. Siamo qua. Così. Allora, piatto. Prendiamo i nostri asparagi, li mettiamo bene nel piatto. Mettete pure abbondanti gli asparagi che fanno bene, così. Poi prendiamo la grattugia, le uova sode, andiamo a grattugiarle sopra. Ok, adesso con carta. A questo punto ci mettiamo un pizzico di succo di limone, poco, giusto un pizzico solo sopra l'uovo, okay. Sale fino, pepe, facciamo un giro di olio d'oliva, così. Un po' di erba cipollina per guarnire e il nostro piatto è pronto. Asparagi mimosa. Mi sono dimenticato di consigliarvi il vino. Oggi vi consiglio un friulano. Salute e ci vediamo alla prossima. Ciao!